ripartiamo da questo posto magnifico, Punta Penne, e passeremo per Brindisi per poi dirigerci verso Lecce. Abbiamo deciso di proseguire il viaggio alla fine, non traghettare verso la Grecia, ma andare oltre la via Francigena verso sud e arrivare, chissà, forse a Leuca o forse prima. E alla fine siamo arrivati a Brindisi. Siamo ai piedi delle colonne davanti alla scalinata Virgilio. Qui morì il cantore e qui finisce la via Appia antica. Noi invece iniziamo da qua il nostro tragitto sulla via Francigena del Sud. Nella realtà dei fatti qua finisce anche la via Francigena, perché da qua ci si imbarca sul mare verso Gerusalemme, ma noi proseguiremo verso sud fino a Leuca molto probabilmente. Brindisi è un fulcro di incroci e un porto importantissimo in epoca romana. In questo tratto tra bosco e viti la via Francigena diventa single trail e si fa un po' più di fatica. Tra l'altro è l'1 di pomeriggio, c'è un caldo torrido, stiamo cercando un posto dove fermarci per mangiare, per stare protetti un po' all'ombra, perché è davvero caldissimo. Ci siamo persi, Vito? Sì. Perfetto. Abbiamo trovato bloccato la via Francigena, ma seguendo un tratto di via Traiana Calabra. Poi Veronica ha trovato sulle mappe un'alternativa alla provinciale e qui c'è un profumo, peccato che non si riescano a registrare gli odori, c'è un profumo pazzesco di camomilla, perché stiamo passando su un prato pieno di camomille, oltre ai carciofi da un lato, e quindi per ora sta andando alla grande, speriamo prosegua così il percorso. Qua alle mie spalle vedete è abbastanza desolante il paesaggio, perché ci sono tutti questi ulivi giganteschi che sono malati e mezzi morti. Temo, visto che abbiamo anche notato tanti tronchi già tagliati, temo che questo sia l'effetto della xylella. Incontri galanti sulla via Francigena. Nel percorso tra Torchiarolo e Lecce si incontra anche questa abbazia di Cerrate. Ed oggi si riparte da Lecce, faremo un giro della città veloce per poi dirigerci verso Otranto, che non raggiungeremo oggi, raggiungeremo nei prossimi giorni. Non possiamo lasciare Lecce senza mangiare i suoi famosi pasticciotti prodotti da un bar qui in piazza, di cui però non facciamo nome per evitare pubblicità. Alvino si chiama comunque, senza fare nomi. Alvino? Pasticciotti al vino. E quindi dopo il pasticciotto di Alvino ripartiamo verso la via Francigena, verso Otranto. Leo, che cosa è successo? Un dado alla fine. Sì, esatto. Si è rotto i due rivetti che tengono l'aggancio, il gancio che sostiene la borsa sul portapacchi.
a forza di buche, perché le strade di Lecce sono abbastanza no, sto scherzando, a parte questo, ma tutto lo sterrato che abbiamo fatto, e niente, sono a porta di botte, si sono rotti 2 rivetti che sostengono uno dei 2 ganci della borsa posteriore, della mia borsa posteriore, quella più pesante tra il resto. E quindi adesso vediamo se riusciamo a infilarci, invece che dei rivetti gli infiliamo Un solido bullone. dei bulloni, e dovrebbe essere tutto a posto. Insomma, credo che sia abbastanza facile, mai dire mai, ma adesso proviamo e vediamo. L'ingegno e un po' di fantasia hanno risolto anche stavolta il problema, e quindi al posto del rivetto è stato applicato un bullone e il gancio sembra essere forte come prima, speriamo bene. E comunque dopo anni di onorata carriera ste borse hanno bisogno un attimo di un restyling. No, di andare in pensione hanno bisogno. Il territorio salentino è disseminato di specchie e paiare. Cosa sono, Vito, le specchie e le paiare? Allora, sì, le paiare erano antichi depositi, diciamo, usati per attrezzi agricoli, mentre le specchie erano torri di avvistamento. Siamo arrivati a Baccaia. Nei dintorni di Calimera abbiamo perso la freccia gialla e continuiamo a zizzagare, adesso l'abbiamo ritrovata, però c'erano gradini, abbiamo trovato una rampetta per salire con le bici, insomma è un labirinto, un dedalo di frecce gialle e dobbiamo trovare quella giusta. Siamo rientrati sulla traccia! Siamo arrivati alla chiesa e convento di Santa Maria della Consolazione a Martano e ora andiamo a dargli un'occhiata. E con questa luce fantastica proseguiamo verso Otranto, dopo aver lasciato Martano, dopo aver lasciato Martano, città dell'Aloe, adesso ci troviamo su una vecchia carraia e andiamo a vedere, perché il percorso si fa interessante. Il tratto più ostico sembra superato, però comunque la strada continua a essere bella selvaggia. Siamo arrivati a Canole e adesso andiamo a cercare un posto dove piazzare la tenda per questa notte. Viene un video tutto tremolante perché sto scoppiando dal ridere. Arrivati al santuario di Montevergine, siamo saliti oltre il santuario e abbiamo trovato, tra il resto, che c'era una luce e c'è un barettino. Lo bar abbiamo chiesto, ci hanno detto che si può tranquillamente piazzare la tenda qua alle nostre spalle. L'unico problema sono questi Luigi, che sono degli
non sono degli scarafaggi né delle cicale, comunque degli insetti che si nutrono della vegetazione nella pineta, e poi tra il resto al mattino ci dicevano che se ne trovano un sacco di morti stecchiti a terra. Buongiorno cicloviaggiatori! Altra giornata sulla via Francigena del Sud, siamo arrivati ieri sera alla pineta del santuario di Montevergine in notturna e oggi ripartiamo verso Otranto. Siamo vivi per miracolo. Stanotte si è schiantato un albero proprio tra la nostra tenda e quella del nostro vicino di casa e che culo. E a Palmarigi, dopo aver sistemato la foratura di Vero e dopo aver fatto una discesina di un paio di chilometri, ci fermiamo per colazione prima di ricominciare a pedalare. Il caldo è già torrido, sono le 8 del mattino, oggi sarà una giornata particolarmente hot. Dove Nala ha trovato riparo dal sole in questo momento è un dolmen chiamato dolmen stabile, ossia una tomba megalitica preistorica, tra i monumenti appunto megalitici più famosi, e risalirebbe al periodo tra il V millennio a.C. e il III millennio a.C. Qui nel comune di Giurdignano si trovano diversi menhir, e qua alle nostre spalle c'è il Vicinanze 1 che prende il nome da un casale che appunto si chiamava Vicinanze, e il menhir è stato cristianizzato negli anni, nel corso dei secoli, e infatti sono presenti due croci su una delle due facciate più ampie, che queste due facciate ampie si rivolgono a est e a ovest. Quindi seguono questi punti cardinali. Otranto è noto via mare per il cosiddetto canale di Otranto, noi invece ci stiamo arrivando via terra, lungo il canale. E seguendo quindi il canale siamo arrivati dritti ad Otranto, restando completamente fuori dal traffico. Mangi tu e anche la barba. Siamo all'ex cava di bauxite di Otranto, scoperta nel 1940 e poi dismessa nel 1976. Cos'è la bauxite? È una roccia dal quale si estrae principalmente l'alluminio. E dopo essere stata dismessa, nel corso degli anni, grazie al territorio carsico, si è infiltrata l'acqua in questo bacino alle mie spalle, formando questo laghetto dalle acque turchesi, grazie anche ai residui di bauxite rimasti nel giacimento. E dopo Otranto e le cave di bauxite abbiamo deciso di fare una breve deviazione per arrivare al punto più ad est d'Italia, che è il faro di Palascia.
dopo aver inseguito per un po' la via Francigena del Sud abbiamo deviato perché abbiamo trovato un alloggio a buon prezzo e non rinunciamo alle comodità anche oggi, a Castro, che è qua alle mie spalle, e quindi per oggi resteremo sulla costa perché Castro è sulla costa. Abbiamo deviato di 3 km dalla via Francigena, domani dovremmo risalire verso Marittima.